Stato realizzerà una grande banca del sangue dei guariti dal Covid-19. Gli anticorpi saranno utilizzati nella cura della malattia. L'annuncio di Zaia, i primi risultati su 12 pazienti sono stati incoraggianti. Un braccialetto colorato per distinguere chi accede all'ospedale è una delle novità che attendono i trevigiani nei nosocomi. Intanto si riprogrammano le prestazioni sanitarie rinviate. Nel frattempo si registrano 0 contagi in uno degli ospedali della Marca dedicati alla lotta al virus. Entro fine settimana il San Camillo sarà Covid-free. Operazione dei carabinieri contro il caporalato a Roncade, arrestate 4 persone che sfruttavano sui campi dei giovani pakistani. La cancellazione della 40ª edizione di Artigianato Vivo a Cisonni Valmarino e le sue pesantissime ripercussioni economiche, ma non si poteva fare altrimenti, spiega la Proloco. Dall'emergenza all'innovazione, il Covid-19 è servito a Sarno per stimolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella raccolta dei rifiuti. Doni per bimbi in difficoltà portati al Banco Solidale dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri grazie alla generosità di una ditta vicentina. Nati i primi pulcini nell'incubatrice che si trova nella sala stampa dell'unità di crisi per il coronavirus a Marghera. Le uova erano state inviate da Ivan, 13enne di Ormelle, che aveva spedito tutte le indicazioni per farli nascere. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano naturalmente l'emergenza coronavirus con le importanti novità annunciate oggi dal presidente Luca Zaia, che abbiamo in collegamento Skype con noi. Buonasera Presidente. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Oggi è stato l'annuncio di una importante novità che vede ancora una volta il Veneto apripista in Italia, la creazione di una banca per raccogliere il sangue dei pazienti guariti dal Covid-19. Ma guardi, questa è una mia volontà e ovviamente la si può realizzare solo che in una regione come il Veneto, dove c'è una squadra eccezionale di operatori e professionisti ad altissimo livello che ci permettono ovviamente di realizzare questo. Una banca del plasma, come l'ho chiamata io, ovvero la volontà, e poi ovviamente nei prossimi giorni verranno contattati un po' tutti gli ammalati, ne abbiamo avuti circa 3.600 di persone che hanno avuto il coronavirus e sono state curate. Ecco, queste persone verranno contattate, se qualcuno già non lo ha fatto in maniera sperimentale per le sperimentazioni che abbiamo in corso da un mese e mezzo, per donare del sangue che è particolare, prezioso, perché verrà utilizzato nella prossima invernata per curare altri pazienti. Approfitteremo del fatto che nel loro plasma e quindi con il prelievo ci sono gli anticorpi neutralizzanti, ovvero le difese che il corpo ha messo in atto contro il coronavirus, e quindi è una sorta di vaccino, fra virgolette, anche se impropriamente non si deve, è definito impropriamente così, utile per le cure. Le fasi sperimentali ci dicono che ci sono belle prospettive, abbiamo già curato 12 pazienti, per cui faremo una banca di questo plasma, di questo sangue che raccogliamo. Ovviamente il sangue avrà una durata di 2 anni e per cui faremo innanzitutto scorta. Se poi non si potrà utilizzare per le cure perché ne verrà fuori che ci sono ancora cure più innovative, e allora questo sangue verrà dedicato a quello che sono le trasfusioni e quindi ai canali normali. Però un sangue prezioso perché ha gli anticorpi contro il coronavirus. Presidente, lei anche oggi ha detto che siete al lavoro con il governo per queste riaperture anticipate che puntano non solo sull'andamento della curva epidemiologica ma anche sulla capacità delle regioni di rispondere. Questa banca del sangue è un elemento in più da mettere sul tavolo nel colloquio, nel confronto con il governo, per far capire come la Regione Veneto sia pronta per una fase 2 ancora più avanzata. Beh, guardi, io penso che in questi 80 giorni siamo stati lì tutti i giorni, Pasqua, Pasquetta, 1° maggio, 25 aprile, siamo stati sempre lì. Perché bisogna essere sul pezzo. Abbiamo dimostrato che abbiamo una sanità efficiente, questo grazie ai grandissimi operatori e anche, mi permetta di dirlo, anche grazie a chi modestamente decide e prende delle decisioni, perché poi ci vuole qualcuno che decide. E dall'altro dico che questo è solo uno dei tasselli positivi. Noi siamo quelli dei tamponi, siamo quelli del piano di sanità pubblica attivato, siamo quelli a essere stati per primi a utilizzare il test rapido, quando tutti dicevano che era inutile, adesso invece sta diventando una realtà e ne abbiamo comprati 800.000 kit di test rapido. Siamo stati i primi a mettere in cantiere la sperimentazione
per il test sierologico, quindi quello con il prelievo del sangue. Direi che ci sono tutti i presupposti per portare questi risultati come regione virtuosa e per poter chiedere al governo di poter essere delegati a decidere in Veneto. È una forma di autonomia rispettosa dei ruoli, però diciamo che se abbiamo dati sanitari chiari, e un dato c'è dal 10 aprile, il 10 aprile è stato fatto il DPCM a livello nazionale che ha dato le prime aperture delle aziende. Ecco, dal 10 aprile ad oggi, sono passati 26 giorni, noi abbiamo avuto tutti i giorni in calo come ricoveri e come terapie intensive. Questo la dice lunga sulla qualità delle cure in Veneto. A proposito, ci sono proprio i dati aggiornati arrivati, quelli che riguardano il pomeriggio, e parlano di meno 12 pazienti negli ospedali del Veneto, quindi siamo a 890, e meno un paziente nelle terapie intensive, siamo a 89. Salgono di 53 il numero dei positivi, ma come lei ha sempre sottolineato è un dato che va letto nell'ottica di tanti tamponi effettuati. Insomma, sono ancora più incoraggianti questi dati. Ma decisamente dice bene lei, cioè nel senso che i contagiati sono il segno dell'efficienza della sanità del Veneto, perché è come andare a funghi, no? Se tu vai a funghi e ci dedichi ore e ore e cammini in mezzo al bosco, prima o poi dei funghi li trovi. Se invece ti fermi con la macchina sul bordo della strada e dai un'occhiata, probabilmente non riempi il cesto di funghi. Per dire cosa, che i positivi li trovano quelli che fanno i tamponi. Noi abbiamo passati 400.000 tamponi e voglio ricordare a chi si fosse un attimo distratto che il Veneto ha fatto più tamponi della Corea, poi c'è la Corea dopo il Veneto, poi c'è la Lombardia e poi è tutta una serie di realtà a livello internazionale. Noi abbiamo creduto molto alla politica dei tamponi e penso che questo vada nella direzione. Dopo il fatto che oggi abbiamo 89 persone Covid in terapia intensiva, ricordo che sono la coda di ricoverati di 3 settimane fa, 4 settimane fa. Vi ricordo anche che noi abbiamo 825 terapie intensive attivate, quindi 89 è un numero assolutamente affrontabile, gestibile e sicuramente non di grande peso come quando avevamo 500 persone in terapia intensiva. In questi 3 giorni i veneti meritano, per il comportamento che hanno avuto, un ulteriore allentamento delle misure. Glielo chiedo perché ieri il senatore Ferrazzi, proprio in collegamento con noi, ha detto che l'ordinanza regionale è una grande attestazione di fiducia nei confronti dei veneti, caricati insomma da una grande responsabilità. Lei però ha sempre detto: io ho grande fiducia nel mio popolo veneto. Ma guardi, noi non siamo degli straccioni, non siamo degli improvvisati, non siamo dei lazzaroni, lo abbiamo dimostrato dal 21 febbraio in poi. C'è poco da stare qui a fare tante lezioni al Veneto, a quelli che vengono da fuori e vogliono spiegarci come funziona il mondo. Ricordiamo a tutto il mondo che il Veneto ha saputo fare una quarantena seria, hanno tutti rispettato le regole. Mi lasci ringraziare i ragazzi, perché è facile fare i fenomeni, ma i veri fenomeni di questa situazione sono stati i giovani, che sono stati quelli che hanno rispettato le regole e sono quelli che mi scrivono dicendo che qualcuno magari non le rispetta le regole. E quindi il mio applauso va ai ragazzi, dopo tutti i cittadini, ma i ragazzi in particolar modo. Mi lasci ringraziare i ragazzi, che sono stati veramente parte della squadra fondamentale. E dall'altro dico che i risultati ci danno ragione, insomma i veneti si sono affidati. Mi ricordo che prima del coronavirus c'era qualcuno che maldestramente andava a dire ai veneti che io avevo dato tutta la sanità ai privati. Penso siano stati smentiti da tutti, no? La sanità è tutta pubblica, pensi che delle terapie intensive solo il 5% in mano ai privati. I privati non sono un problema in Veneto, ma la partita della sanità l'abbiamo gestita praticamente tutta con il pubblico. Mi fa piacere e ringrazio che sia uscito l'ultimo paziente dal San Camillo, ringrazio Suon Lenzi e la suora Camigliana che dirige il San Camillo, perché vi ricordo che quel giorno ho detto voglio fare un ospedale coronavirus a Treviso vicino al Cafoncello, l'ho chiamato e ho detto guardi, abbiamo bisogno del suo ospedale, e lei mi ha detto subito, e mi ha fatto piacere anche sentirmi dire sono io che ringrazio voi perché ho fatto il 4º voto. Le suore Camigliane hanno il voto di obbedienza, di castità, di povertà, e il 4º voto è quello di mettere a repentaglio la loro vita per curare i pazienti, e l'hanno avuto questa opportunità proprio del coronavirus. Quindi grazie di cuore alle suore del San Camillo, a Suon Lenzi e a tutta la squadra che ha lavorato per noi. Allora, Presidente, guardiamo insieme il servizio realizzato dal collega Cristian Alboite proprio con i punti principali emersi oggi dalla sua conferenza stampa a Marghera. Seguiamo un attimo insieme questo servizio. Prego. La nostra idea è quella di costituire una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Loro
in teoria hanno gli anticorpi, a noi serve quel plasma con gli anticorpi perché diventa la cura, se dopo tutto sarà confermato, però noi non possiamo permetterci di avere la conferma, girarci indietro e non aver più il magazzino. Né più né meno di una grande banca del sangue dei guariti da Covid. Questo è il nuovo obiettivo della Regione del Veneto. Da quel sangue, o meglio dagli anticorpi in esso contenuti, potrebbe arrivare la cura. Da un lato la prudenza è massima, dall'altro c'è la volontà di anticipare i tempi e non sprecarne nemmeno una goccia. Primo, questo sangue dura 2 anni. Secondo, è comunque sangue che è utile nelle donazioni. Ha qualcosa in più che ci dà anche degli anticorpi che sono un grande valore, che sono gli anticorpi neutralizzanti del coronavirus. A spingere la Regione all'accelerazione i primi risultati in arrivo dagli ospedali veneti, dati già trasmessi alle autorità nazionali. La sperimentazione è stata fatta su 12 pazienti. Mi devo fermare qui e noi abbiamo i dati, però vogliamo prima mandare la relazione con lo studio importante che è stato fatto e dopodiché vi diamo anche i dati particolari, però sono pazienti che sono stati trattati assolutamente brillantemente. In attesa delle risposte di Roma, la Regione Veneto, prima in Italia, è pronta a compiere il passaggio. Nelle prossime ore noi inizieremo a rendere, industriale quello che per adesso è stato sperimentale, ovvero ci sarà una chiamata, abbiamo già scritto a tutti i direttori generali per attivarsi con i centri trasfusionali, per raccogliere in via prudenziale il sangue di tutti i pazienti malati che sono guariti. Da qui l'appello del governatore a tutti i guariti che comunque saranno contattati uno a uno dalle ULSS. Mi rivolgo a tutti gli ammalati che sono guariti. Oggi chiediamo agli ammalati che sono guariti in maniera non obbligatoria, ma saranno contattati, di mettersi a disposizione, di donarsi per mezz'ora il braccio e ci preleviamo la sacca di sangue, perché noi stiamo costituendo la più grande banca del sangue e per avere il plasma degli ammalati oggi guariti del coronavirus. L'altro capitolo riguarda l'emergenza economica, con l'approvazione di una misura da 30 milioni di euro di finanziamenti regionali agevolati alle imprese, ma cruciale resta il tema delle riaperture, con la trattativa in corso tra Regione e Governo perché si arrivi già nei prossimi giorni a riavviare negozi e servizi alla persona. Stiamo discutendo e proponendo al Governo di affrontare una fase, di transizione che sia intestata alla responsabilità della Regione. E questo sì, se domani mattina mi dicessero la Regione Veneto ci presenti un piano, non dico ci presenti un piano per l'apertura secondo dei criteri che ha stabilito, noi siamo pronti, ma domani mattina lo presentiamo, anche perché noi vogliamo aprire tutto. Tutti i veneti sono pronti a ripartire. Abbiamo visto le manifestazioni, Presidente, in questi giorni in piazza di commercianti, artigiani e parrucchieri. Anche ieri proprio sono anche entrate durante la sua conferenza stampa. C'è la disperazione e la voglia di ripartire. Il ministro Boccia ha aperto ulteriormente dicendo siamo pronti a discuterne anche prima del 18 maggio. I tempi stringono però. Ma guardi, noi domani abbiamo un importante incontro tra governatori, la pensiamo quantomeno i governatori del nord tutti nella stessa maniera, ma non perché ci sia una divisione territoriale, perché al nord abbiamo avuto il virus in maniera più importante, pensi a noi, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e così via. E quindi l'idea utile per andare all'apertura totale è quella di delegare le regioni. Penso che tolga anche l'imbarazzo al governo, che oggettivamente non può pensare di fare i DPCM generali da nord a sud, perché poi le situazioni sono diverse. Non sono prove muscolari, sono semplicemente la volontà di dare una risposta. Guardi, oggi io dico che chi contesta i nostri imprenditori, i nostri cittadini che vanno in piazza, vuol dire che non ha capito nulla. Vuol dire che non ha capito che qui stiamo parlando di coloro che mantengono l'Italia. Vuol dire che stiamo parlando di coloro che pagano le tasse e con le loro tasse si tiene in vita questo paese. Per cui trovo strano che non ci sia rispetto da parte di qualcuno nei confronti di chi è andato in piazza a protestare civilmente, non fracassando le vetrine, non bruciando i cassonetti, non picchiando le forze dell'ordine. E quindi queste persone hanno diritto di rispetto da parte di tutti. Tornando un attimo alla banca del plasma, Presidente, noi abbiamo già ricevuto nel pomeriggio alcune mail di persone guarite che si rendono disponibili. A questi cittadini dobbiamo dire di aspettare però. Sì, un attimo di pazienza, sì, ma come al solito noi veneti siamo già pronti
ai tornelli per l'apertura e questo è un bel segnale. Chiedo un attimo di pazienza, stiamo organizzando tutto per fare le cose fatte bene. Il sangue non scappa, gli anticorpi neanche, cioè riusciamo a farlo. Dico grazie per la disponibilità, spero che ci sia da parte di tutti. Alcuni hanno già donato perché avevamo anche la fase sperimentale, quindi in totale silenzio abbiamo già raccolto. E dico che cercheremo di fare un bel lavoro, evitiamo fra 2 giorni, 3 giorni a settimana di fare le lettere al direttore o le lettere denuncia, non mi hanno chiamato o quant'altro, perché questo non aiuta a lavorare ma aiuta solo a perdere tempo. Siccome i veneti sanno che possono fidarsi, state tranquilli che mi arrangio io a gestire questa cosa, ci vuole un po' di tempo, stiamo parlando di 3.600 persone, però le distribuiamo per le ULSS e considerate che le ULSS adesso sono anche impegnate con le riaperture e le riprogrammazioni. Tra l'altro poi vorrei dire una roba sulle riaperture se mi permette, però insomma i veneti sanno che possono stare tranquilli, organizziamo anche questo per bene, anche perché l'abbiamo deciso noi, per cui vuol dire che ci crediamo fino in fondo, non è che è venuto qualche comitato e dice dobbiamo prelevare sangue. Allora, a proposito di riprogrammazioni di cui lei ha parlato, vediamo il servizio proprio su come l'ULSS 2 si sta muovendo per riprogrammare tutte quelle prestazioni che a causa dell'emergenza erano state rinviate momentaneamente. Il flusso verrà controllato anche, la Regione Veneto ci sta, l'azienda Zero, procurando da un braccialetto che andrà a identificare il visitatore, quindi chi va a fare le visite, da chi andrà in reparto a provare a fare assistenza, oppure da chi ovviamente viene per lavorare all'interno dell'ospedale. Un braccialetto colorato per distinguere chi accede in ospedale è una delle novità della fase 2 nelle strutture sanitarie della Marca, oltre a varchi, dispositivi di protezione e termoscanner. L'ospedale non è né la sagra del paese, non è un cinema, né una sala da ballo. In ospedale si va per trovare le persone, per fare le visite, meno possibile, perché poi diremo anche, cercheremo in qualche modo di tirarle al di fuori dell'ospedale e possibilmente si va quando si sta male. ULSS 2 alle prese con la riprogrammazione di visite e interventi rinviati a causa dell'emergenza Covid. Le prestazioni con data di erogazione nel periodo 21 febbraio 2020 al 3 maggio 2020, che sono state sospese e quindi non erogate con priorità con codice DEP, verranno rivalutate dal medico di medicina generale. Non intasate per cortesia i telefoni del CUP, perché tutti quelli che stanno attendendo visite precedenti saranno ovviamente contattati da noi. Ospedali che stanno lentamente riprendendo l'attività ordinaria, anche quello Covid di Vittorio Veneto. Il pronto soccorso dell'ospedale Covid di Vittorio Veneto ripartirà il 12 maggio del 2020. A proposito dell'ospedale Covid, vi dico anche che San Camillo, che oggi mi pare a 0 pazienti, a fine chiederemo l'autorizzazione alla Regione, alla fine della settimana riprenderà sostanzialmente le sue attività di ospedale Covid-free. Nel frattempo ripartono altri servizi essenziali. Riapertura che sarà per le commissioni valide da lunedì 18 maggio 2020. Saranno previste tutte le sedi operative. Per quanto riguarda le commissioni patenti, anche qui solito problema, sospese 1660 visite in questo periodo. Riapriremo le commissioni da lunedì 11 maggio. Sul fronte servizi sociali in corso i tamponi sugli operatori dei CEOD per disabili. Infine una novità per i minori disabili a casa da scuola come i loro compagni, ma con altre necessità. Oggi pomeriggio verrà pubblicato sul sito dell'azienda ULSS, sul sito, un link al quale le famiglie di questi alunni e studenti si possono collegare per fare la richiesta di conversione dell'assistenza scolastica in un servizio a domicilio o in altre tipologie di servizio. Presidente, un lavoro impegnativo per le ULSS, tornare ad una normalità che deve però coinvolgere anche i cittadini. Lo ha detto lei, lo ha detto anche il direttore generale Benazzi, gli ospedali non sono delle sagre di paese. No, guardi, a me spiace usare questi termini, però penso che siano appropriati. Noi veniamo da un'epoca storica nella quale i progetti, basti vedere gli ultimi progetti di ospedali che abbiamo realizzato in Veneto, che non sono stati realizzati dal sottoscritto, che anch'io ho ereditato, ma quelli più recenti, addirittura erano progettati con una grande
area di ingresso, addirittura abbiamo degli ospedali con i negozi all'interno, cioè quindi proprio una sorta di galleria di una piazza interna con i negozi, e quindi gli ospedali erano visti anche dal punto di vista progettuale come un luogo dove vai sì per le cure, ma ci vai anche per fare due chiacchiere, no? Quindi un luogo anche che può anche per certi versi essere un luogo di incontro, di dibattito, ci fanno anche manifestazioni. Queste robe qua non devono più esistere. L'ospedale bisogna che torni al vecchio sistema, qualcuno se la ricorderà la caposala che diceva visite e fuori tutti dall'ospedale, qualcuno si ricorderà che c'erano gli orari per le visite, bisognerà tornare a questo. E gli ospedali non sono un luogo sicuro per chi viene da fuori, perché voglio ricordare che in ospedale si curano malati nelle malattie infettive, si curano coronavirus, si curano pazienti che possono avere altri problemi tipo le tubercolosi o quant'altro. Quindi meno si va da sani in ospedale, meglio è. Ovviamente è gradita l'accesso per coloro che vanno in visita al parente in maniera contingentata. Avremo i varchi che non saranno più 1000 ingressi per ogni ospedale, ma ci sarà un ingresso. All'ingresso ci stiamo attrezzando, lettura della temperatura corporea, l'obbligo della mascherina, i guanti o l'igienizzazione delle mani e poi un bracciale che ci permette di identificare il visitatore e capire in che reparto andrà in base al colore del bracciale. Questo per dire ai cittadini che debbono capire che deve cambiare un po' l'approccio rispetto all'ospedale. Lo dico perché l'ospedale deve essere sempre più vissuto come una caserma, è brutto da dirlo, però è un luogo sacro dove noi dobbiamo per primo mettere in sicurezza la salute dei nostri pazienti. Ormai lo sappiamo, abbiamo avuto dei casi in Veneto dove abbiamo avuto dei focolai all'interno dell'ospedale portati da visitatori da fuori. Questo non ce lo possiamo più permettere. E sapendo che è accaduto questo, noi dobbiamo mettere in sicurezza i nostri pazienti. Il coronavirus non lo conoscevamo, adesso sappiamo come funziona e sappiamo che l'ospedale dovrà sempre più diventare un luogo di cura sicuro. E quindi per questo motivo troverete all'ingresso dei sanitari o dei volontari con le tute bardati che vi misureranno la temperatura corporea, vi daranno le istruzioni, il braccialetto e così via. Presidente, oggi è arrivato un aggiornamento dei test rapidi che si stanno effettuando al Palaverde tra quelle categorie più a rischio, che più hanno avuto contatti con la cittadinanza. Sono stati completati 507 test rapidi, l'approfondimento con tampone per 10 positività, tutte risultate negative, quindi 507 testati, tutti negativi, un dato confortante. Sì, assolutamente sì, questo è uno screening che io ho voluto, tanto è vero che abbiamo acquistato questi 800.000 test rapidi in momenti nei quali, diciamo, il più benevolo ci diceva che erano delle cretinate. Adesso la verità è che il test rapido sappiamo che all'11° giorno del contagio ti marca la positività e in un quarto d'ora sai se sei positivo oppure no. Per cui i test rapidi funzionano dall'11° giorno del contagio. Il tampone funziona dal 7° giorno dopo il contagio. Questi sono gli unici elementi che abbiamo. Dopodiché c'è il test serologico col prelievo del sangue, ma questo è un altro mondo e stiamo parlando ovviamente di chi ha avuto già una risposta anticorpale. Presidente, sono tanti cittadini che però sono infastiditi dal mancato rispetto delle regole, soprattutto il mancato utilizzo della mascherina nel modo corretto, e tanti segnalano soprattutto chi corre, che anche incrociando, trovandosi magari in situazioni di una sorta di assembramento, anche se non è sempre, però non tirano sulla mascherina. Lo rifacciamo questo appello fondamentale per non ritornare indietro? Sì, se mi lascia, posso alzarmi un secondo solo. Un attimo solo. Eccomi qua. Allora, questa è una mascherina chirurgica. Sì. Questa ormai la conosciamo, no? La mascherina. A sto punto faccio un tutorial così ci capiamo. Si posiziona, si stringe sul naso e gli elastici sulle orecchie. Questo è il modo corretto per portare la mascherina. Non ci sono altre modalità. Questa modalità vuol dire infettarsi. Questa modalità vuol dire fare i pirla, perché così non serve a nulla. E quindi io dico che quando si porta la mascherina in questa maniera qua è come portare il casco senza allacciarlo nel sottogola. È come guidare un'auto senza avere le cinture di sicurezza allacciate. Così non serve a nulla, ripeto, perché il naso deve essere
coperto. E quindi è fondamentale che i cittadini capiscano che se la usano in questa maniera, noi sappiamo che l'1,3% dei 10.000 medici degli ospedali del Veneto si sono infettati. Questo vuol dire che la percentuale è bassa, loro lavoravano con i pazienti coronavirus, e perché questa percentuale è bassa? Perché hanno utilizzato i dispositivi, le mascherine. Ecco, è importante ricordarlo perché sembra che ancora tanti non vogliano o pensino magari di essere superiori al virus, che il virus colpisca solo certe categorie, invece lei l'ha detto più volte, ci sono giovani intubati nelle terapie intensive, quindi il virus non guarda in faccia a nessuno. No, sì, e ne ho visti anche tanti piangere. Voglio ricordarvi che questo virus, innanzitutto devi lottare per salvare la vita, se te lo prendi. Quando poi hai salvato la vita, questo virus lascia anche dei ricordi, l'insufficienza renale, quindi c'è il rischio magari che qualche paziente vada in dialisi, l'encefalite, quindi problemi cerebrali, e spesso ho visto dati fino a un 30% di problemi di cardiopatie, e quindi comincia a darti problemi al cuore, per cui io direi una mascherina salva la vita e quindi bisogna indossarla bene. Voglio ricordare a tutti che la mascherina va indossata uscendo di casa, cioè a usciti dalla proprietà privata si indossa. Per qualsiasi attività te la togli in auto se sei da solo, questo è comprensibile. Se vai, chi non è derogato dall'indossarla? Ad esempio chi fa attività fisica intensa, chi va a correre, il che non vuol dire che non deve uscire senza mascherina. Esce con la mascherina, la tiene pronta, quando smette di correre se la indossa. Non la indossano i bimbi sotto i 6 anni e i disabili o persone che da un punto di vista sanitario non possono utilizzarli, pensi a una persona che ha difficoltà respiratorie o quant'altro. Però bisogna sempre portare la mascherina. Presidente, le faccio vedere questo servizio realizzato con il presidente della Proloco di Cison di Valmarino, perché sono stati costretti a cancellare l'evento storico di Artigianato Vivo. Lo vediamo insieme e poi commentiamo questa cancellazione ai noi. Dal punto di vista economico è una catastrofe, direi. Il presidente della Proloco di Cison di Valmarino non nasconde quanto sia stato difficile prendere la decisione di annullare l'edizione 2020 di Artigianato Vivo, numero 40, con pesanti ripercussioni soprattutto dal punto di vista economico per le 6 associazioni che insieme alla Proloco stessa ogni anno organizzano la manifestazione. Hanno i loro obiettivi da raggiungere. Nel corso dell'anno ci si prefigge di costruire qualcosa, di comprare qualcosa, di promuovere iniziative anche di lettura. A risentirne anche l'indotto. B&B, affittacamere, attività commerciali, i nostri fornitori. Gli organizzatori hanno atteso fino all'ultimo prima di prendere la decisione. Purtroppo le ultime disposizioni non ci hanno permesso di andare avanti con il discorso dell'organizzazione, proprio perché è impossibile, improponibile. Noi abbiamo talmente tante cose e tante persone che vengono a trovarci e io sinceramente non mi sento di mettere a repentaglio la salute dei miei volontari, degli artigiani, dei paesani, dei visitatori, perché le restrizioni sono troppo rigide. Noi mascherine, distanze, guanti, misurazione della temperatura corporea non ci permette assolutamente di organizzare un evento dove vengono in 10 giorni circa 300.000 persone. Ma a Cison non ci si ferma e si lavora già per l'organizzazione di altre manifestazioni. Organizzare Stelle a Natale a dicembre, che è il secondo evento importante di Cison come manifestazione, però sicuramente puntiamo a fare il prossimo 2021 una manifestazione sicuramente al top, punteremo a farla più grande, più importante, quella del prossimo anno. Scelta dolorosa ma inevitabile, Presidente. Sì, intanto mi lasci ringraziare i volontari della Proloco di Cison e tutti i volontari, perché le Proloco se non ci fossero bisognerebbe inventarle. Ma a me spiace doppiamente per loro, perché Cison è la dimostrazione di cosa una Proloco riesce a fare come promozione turistica, cioè portare 300.000 persone in un luogo che comunque, se non ci fossero state queste manifestazioni, sarebbe stato comunque un luogo poco noto. E penso che la parola Proloco dia proprio la dimensione che lì è stata interpretata fino in fondo questa filosofia. Mi piace perché loro, chi li conosce sa che loro fanno degli investimenti importanti, non so, io ho visto le case Marianne e molto altro ancora, loro sono
veramente hanno un approccio imprenditoriale nella gestione, danno molto alla comunità. E voglio anche ricordare che quest'anno era il 40°, quindi era anche un bel anniversario, per cui sono assolutamente vicino a questa proloco, tutte le proloco. Spero che riusciremo, ma ne sono convinto, a recuperare, perché poi questo virus come è venuto se ne andrà e speriamo di fare in modo di farlo andare via presto. Intanto arriva una buona notizia con il voto favorevole al Senato per il disegno di legge sulle Olimpiadi. Sì. Ma si ricorda quanti dicevano Zaia prende in giro i veneti, le Olimpiadi sono una farsa, non ci daranno mai le Olimpiadi e altre stupidate del genere. Andate a intervistare loro invece di intervistare me. Noi abbiamo le Olimpiadi 2026, è stata fatta oggi la legge olimpica, quindi ringrazio il Parlamento perché è stata votata praticamente all'unanimità. Penso ci sia stato un astenuto. Passerà alla storia, io andrei a chiedere questo perché si è astenuto sulla legge olimpica, che è la legge per fare le Olimpiadi. Vabbè, in democrazia si rispettano le idee di tutti. Praticamente hanno votato tutti questa legge olimpica, per noi significa far crescere i territori e le Olimpiadi, voglio ricordare, non saranno solo Cortina, saranno le nostre Dolomiti, ma saranno tutto il territorio. Basti pensare che la serata di chiusura si farà all'Arena di Verona per dare una dimensione di quanto io abbia voluto che queste Olimpiadi fossero veramente le Olimpiadi del Veneto. Presidente, mi dicono dalla redazione che stanno arrivando telefonate, tante telefonate, perché servirebbe un'intera puntata per rispondere a tutte le domande che ci arrivano ogni giorno e che i cittadini vogliono rivolgere, però tanti si concentrano sui centri diurni e soprattutto sui centri per i disabili. C'è una grande richiesta di sapere che cosa succederà. L'apertura. Sì, guardi, scusi, stiamo predisponendo l'apertura, che vuol dire che adesso si faranno i tamponi agli operatori come in programma e dopodiché si deve ripartire, come si deve ripartire con tutte le altre attività. Ricordiamoci che siamo stati sotto un bombardamento che è durato ed è ancora in corso parzialmente, è durato ormai quasi 80 giorni, dal 21 febbraio, quindi io ho dovuto fare delle scelte drastiche, vi ricordate tutti quando ho deciso di chiudere 10 ospedali, sembrava la follia della megalomania di Zaia, qualcuno diceva. Per fortuna che ho fatto quelle scelte. Ho fatto mettere le tende riscaldate fuori dagli ospedali, abbiamo diviso i pazienti Covid dai non Covid, abbiamo allestito 825 terapie intensive. Pensi che abbiamo oggi un magazzino con 24 milioni e mezzo di mascherine che sono il nostro fabbisogno per 6 mesi. Noi ci siamo preparati con l'artiglieria pesante se torna il virus, perché noi questo non lo facciamo vincere. Anche i cittadini però devono collaborare, questo lo ricordiamo sempre, Presidente. Che I cittadini, guardi, lo fanno. Dopodiché, se c'è qualcuno che ancora non ha capito come si utilizza la mascherina, va informato. Se c'è qualcuno che invece pensa, fa il complottista e dice che questo è un complotto, perché si leggono delle puttanate da far paura, i complotti non hanno quasi 1600 morti, 3600 persone ricoverate, terapie intensive e paesi interi in giro per il mondo messi in ginocchio. Guardate che gli Stati Uniti hanno passato i 70.000 morti. Negli Stati Uniti, nella civilissima New York, si fanno le fosse comuni. Sapete cosa sono le fosse comuni? C'è la ruspa, l'escavatore che scava e si mettono le bare una in fila all'altra e giorno dopo giorno si interrano e si va avanti con la fossa. Quindi c'è sempre la fossa aperta e qualcuno ha ancora il coraggio di parlare di complotti e mancando anche di rispetto a tutte queste persone che hanno perso la vita. Presidente, non voglio passare dai morti alla nascita dei pulcini, ma tanti ci chiedono ma che fine faranno questi pulcini? Ma adesso chi li dà da mangiare, chi se ne occupa? Sono preoccupati i telespettatori vedendo questi pulcini appena nati. Beh, intanto finché sono da me sono in buone mani. Prima roba, nel senso che non saranno pulcini che terrò io. Ho un'idea, quando saranno nati tutti, abbiamo 34 uova e quindi ringrazio Damiano che ci ha dato gran parte delle uova, che è il primo bambino che ci ha mandato anche tutte le istruzioni per far nascere i pulcini. E poi l'altro bimbo, Ivan di Ormelle, che ci ha mandato, pensate, per posta, non dico bugie, ci sono arrivate 9 uova con un pacchetto postale, sono arrivate integre e sono esattamente le prime che si sono schiuse, sono quelle che vedete con i pulcini. E poi troveremo un sistema per valorizzare anche questi pulcini, come abbiamo trovato un sistema per valorizzare le centinaia di disegni che i bimbi mandano. Io voglio realizzare una mostra itinerante nei comuni e magari nelle città capoluogo, nei comuni che vogliono ospitarla, perché è giusto che si renda anche
si dia spazio e visibilità a questi bimbi che hanno vissuto il coronavirus. Io ringrazio il Presidente Zaia, grazie per il suo intervento, buon lavoro e naturalmente domani ci ritroviamo puntuali alle 12:30 per tutti gli aggiornamenti. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata Presidente. Mi scusi e complimenti perché ho letto un'agenzia, ho visto che Antena 3 e il gruppo Media Nord-Est siete i primi in Italia per ascolti, quindi complimenti a voi. Grazie mille Presidente, grazie, buona serata e buon lavoro. Buonasera. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, con la cronaca. Oggi c'è stato un grave incidente in autostrada lungo la A4 tra Cessalto e San Donà. Un tir è uscito di strada, probabilmente tra le cause si pensa, anche se dovrà essere chiarito, probabilmente c'è stato lo scoppio di uno pneumatico. Il mezzo pesante si è poi ribaltato su un fianco. Il carico che trasportava materiale cementizio ha invaso la carreggiata. Sul posto la polizia autostradale, anche gli ausiliari di Autovie Venete e i vigili del fuoco. Il camionista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale dai sanitari del SUEM. E poi l'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto a Roncade di 4 soggetti che sfruttavano sui campi dei giovani pakistani. Sveglia all'alba, turni estenuanti, 7 giorni su 7, alloggi di fortuna senza luce e riscaldamento. 2 cittadini pakistani e le rispettive compagne sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Treviso e della stazione di Roncade e dei colleghi del gruppo tutela del lavoro di Venezia, con l'accusa di aver organizzato e sfruttato il lavoro su campi e vigneti di una decina di connazionali, tra cui irregolari sul territorio e minorenni, quindi ricattabile. A fare da sfondo alla vicenda proprio Roncade, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, incendio aggravato e tentata violenza privata, le accuse formulate a loro carico. I carabinieri di Treviso hanno sgominato una banda composta da 4 soggetti, 2 dei quali pakistani, una spagnola e un'italiana, che reclutavano i lavoratori extracomunitari approfittando del loro stato di bisogno. Costretti a salire su furgoni alle prime luci del giorno e a lavorare fino a sera per poi neppure dormire su un letto ma addirittura per terra, minacciati di non venir pagati, il poco concesso. Mesi di indagini scaturite da una lite sedata dai militari a San Biagio, coordinate dalla Procura di Treviso. Destinatari del provvedimento di arresto, il titolare pakistano di un'azienda del settore agricolo, un 32enne, un connazionale di 31 anni, una cittadina spagnola di 32 e una trevigiana di 50. Questa è un'attività di indagine che ci ha consentito di contrastare il riprovevole fenomeno del caporalato, anche grazie alla fiducia che le vittime hanno riposto nell'arma, denunciando la propria condizione di sfruttamento. Una collaborazione che non è venuta meno neppure quando, a febbraio, l'imprenditore 32enne aveva dato fuoco all'auto di un pakistano che faceva da interprete con i carabinieri ai lavoratori sfruttati. 2 degli arrestati sono stati rintracciati in provincia di Perugia. Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, e il sindacato CGIL hanno sottolineato l'importanza dell'operazione, chiedendo che contro il fenomeno del caporalato l'attenzione rimanga sempre elevata. Badante sottrae il bancomat all'anziano che accudisce e riesce a prelevare ben 7.300 euro. È accaduto a Paese. Doveva accudire un anziano di paese, ma una badante 39enne ha pensato bene di approfittare della situazione e rubare bancomat e PIN all'uomo. Poi ha iniziato per 3 mesi, da ottobre a dicembre 2019, a effettuare dei prelievi. La donna ha agito assieme alla sorella 46enne, anche lei assistente domiciliare. In totale hanno sottratto all'anziano 7.300 euro fra ricariche telefoniche e prelievi. Le indagini condotte dai carabinieri sono scattate dopo una segnalazione ed hanno portato a scoprire l'ignobile vicenda. Le 2 donne, che prima di questo fatto non avevano nessun precedente penale alle spalle, sono state denunciate alla Procura della Repubblica per furto aggravato in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito. L'anziano non si era nemmeno accorto di quanto aveva architettato la sua badante. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. L'emergenza coronavirus ha condizionato anche le assemblee condominiali e la gestione dei condomini.
L'emergenza coronavirus ha modificato la quotidianità di tutti, compresa la normale amministrazione di un condominio. Le rigide misure adottate contro la diffusione del contagio, che vietano assembramenti e spostamenti, salvo poche eccezioni, rendono impossibile la convocazione al momento delle assemblee condominiali. Capire come si può affrontare la problematica della gestione nel momento in cui non è possibile fare assemblee condominiali, da marzo non si possono più fare. Però le spese condominiali devono essere pagate, perché altrimenti i servizi non possono essere garantiti, e ci sono parecchi che appunto dicono: ma non avendo approvato il preventivo noi non paghiamo. Sono mancate indicazioni chiare, spiega il presidente Bertin. C'è stata solo una trasmissione che ricordo dopo la prima settimana, che ha ribadito: guardate che le spese condominiali, i versamenti non sono interrotti. Ma anche questo dovrebbe essere un po' l'indicazione. Ripeto, stiamo parlando di 14 milioni di cittadini che abitano nei condomini. Purtroppo, nonostante le varie richieste che sono state fatte, non c'è stata una risposta, un minimo di citazione anche nei PCM, nelle ordinanze. Alla luce di questo, ANACI, per prima in Italia, ha deciso di organizzare le assemblee condominiali virtuali utilizzando le piattaforme telematiche che permettono di mettere in contatto a distanza amministratori e proprietari. Il centro studi dell'associazione ha diffuso le linee guida, mentre nei giorni scorsi è stato anche depositato alla Camera dei Deputati un ordine del giorno che chiede di impegnare il governo a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi per fronteggiare l'emergenza e favorire il regolare svolgimento dell'attività di gestione dei condomini. Impossibile al momento dunque questo, ma se da un lato il coronavirus ha impedito queste assemblee condominiali, dall'altro c'è anche chi si è organizzato in modo diverso. Come hanno affrontato il contagio le aziende che non potevano fermarsi nonostante il virus? Un esempio arriva dalla sinistra Piave con Savno. Qui il Covid-19 è appunto servito per stimolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella raccolta dei rifiuti. Non possiamo pensare che gli operatori continuino a mettere le mani nei rifiuti che non sappiamo se sono contaminati o meno, quindi bisognerà spingere molto verso la raccolta meccanizzata. È uno dei tanti risvolti legati al contagio, utilizzare dei robot per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Ed è uno degli obiettivi di Savno, che con il contagio ha avuto un ulteriore stimolo allo sviluppo. Quindi l'operatore non servirà più che scenda dal proprio mezzo, ma ci sarà un robot che prende il contenitore e lo carica in maniera autonoma. Un obiettivo da raggiungere, ma molti altri invece già operativi per la sicurezza, messi in atto da un'azienda che nonostante il virus, contrariamente a molte altre, non poteva fermarsi. Chiaro che la prima cosa che ci è venuta in mente era quella proteggere chiaramente tutti i dipendenti, e che poi dovevano fare anche qualcosa per il territorio. Qui siamo nella sede centrale a Conegliano e dopo il controllo della temperatura ogni postazione prevede schermi protettivi, ma anche guanti, mascherine e gel disinfettante. Ma Savno tra le prime ha predisposto uno strumento di sanificazione per gli ambienti. L'ozono è ad oggi considerato il più potente battericida per sanificare sia gli ambienti di lavoro, quindi gli uffici, ma anche tutti gli automezzi dove ogni mattina gli operatori erano fortemente esposti. Ecco la macchina in questione in uno dei mezzi al centro di raccolta ingombranti di Vittorio Veneto. Pannelli trasparenti, dispositivi e macchinari che comportano un investimento importante per ogni azienda, ma che secondo il presidente Vallardi danno un immediato ritorno in termini di sicurezza. Sicuramente è un grosso investimento in termini di credibilità, perché i 2 mesi chiusi in casa col terrore del coronavirus recupera la fiducia con i propri dipendenti. E se Savno guarda al futuro con o senza il virus, nel presente registra con le restrizioni sicuramente meno vandalismi nei CERT. Non ne ho visti neanche uno in questi mesi, forse perché non potevano uscire. Spero che non succeda, perché purtroppo ogni casa è soggetto a furti, soprattutto del materiale che ha maggior pregio, come le batterie, come i televisori, come quelle cose. Ecco, quelli sì, purtroppo non è solo il danno che portano il materiale più recuperabile, ma fanno anche dei danni su quello che riguarda le reti e il resto dentro e nel carro. La solidarietà passa attraverso l'Associazione Nazionale Carabinieri, che grazie ad una donazione della ditta Hobby Paint della famiglia Bacchin di Nove ha portato dei doni ai bimbi in difficoltà. Ad accoglierli al Banco Solidale la nostra Mirella Tuzzato assieme alla Croce Rossa.
Siamo venuti a portare un po' di materiale per i veneti in crisi dell'Hobby Paint di Nove in provincia di Vicenza, che ha regalato questo materiale per i bambini. Il bambino può a casa anche inventarsi, colorare e usare questo piccolo kit per giocare. Gli uomini dell'Associazione Nazionale Carabinieri sono sempre in prima fila quando si parla di solidarietà. Dal Vicentino sono arrivati fino a Treviso per portare al banco solidale dei doni preziosi per i piccoli in difficoltà in questo periodo di emergenza. Stiamo aprendo, così vediamo questo kit. Allora, l'elemento in ceramica. Guardate che bello. Da colorare. Poi i colori e dentro tutta l'attrezzatura per un bambino per poter colorare, dal pennellino alla colla e tutto quanto. Guardate che idea geniale, anche perché un bambino può diventare anche creativo. Una borsetta che farà tornare il sorriso a molti bimbi, come ci spiega la nostra Mirella. Far divertire i bambini in un momento così delicato, così difficile anche per loro, ma forse sono più grandi di quello che pensiamo e hanno una sensibilità diversa. Perciò io dico grazie all'Associazione Nazionale Carabinieri, grazie infinite ragazzi e grazie anche alla signora Bacchin che con la sua ditta porterà un po' di gioia in queste case, in queste famiglie veramente con grosse difficoltà. Grazie ancora. Non poteva mancare la Croce Rossa che sta preparando i pacchi da consegnare alle famiglie in difficoltà. Eva, questo ben di Dio che è arrivato? È una donazione che è arrivata da una famiglia di privati che gentilmente questa mattina si sono recati al banco alimentare e ci hanno consegnato tutti questi scatoloni. E questa consegna? E ce l'ha portata il nonno vigile Paolo, lo chiamiamo così qua. Sempre che... Caro. Sì, adesso conteremo tutto quello che è stato donato e metteremo anche queste cose nelle borse. Il Banco Solidario riaprirà, lo ha annunciato Mirella, il 3 giugno dalle 9 alle 17. Ne abbiamo parlato prima con il presidente Zaia, allora vediamo le immagini dei primi 2 pulcini nati nelle incubatrici che si trovano nella sede della Protezione Civile a Marghera. Apriamo adesso la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Uno sguardo agli ultimi dati per quanto riguarda contagi e ricoveri. A Belluno sono 1141 i casi totalmente positivi con un caso in più, 557 gli attualmente positivi, 91 i deceduti tra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, 493 i negativizzati, 992 le persone in isolamento domiciliare. Questa dunque la situazione per quanto riguarda il bellunese. Intanto il sindaco di Seren dice fa delle proposte, basta con le autocertificazioni e anno bianco fiscale per le piccole imprese. Queste le sue proposte che rivolge al governo, a rischio, dice, tanti negozi di montagna. Credo che ad oggi il fatto di avere l'autocertificazione sia da eliminare. Anche il vice ministro alla salute ha parlato di questo e ha detto che dal 18 secondo lui dovrebbero essere eliminate. A mio avviso si potrebbe già farlo già ora. La responsabilità dei cittadini va premiata, per questo il sindaco di Seren chiede all'esecutivo di interrompere la pratica delle autocertificazioni, quel fiume di carta che ci ha accompagnato in questi ultimi 2 mesi di emergenza. Dalle frazioni alla valle di Seren sul versante bellunese del Grappa, con la fase 2 sono ripartite anche le passeggiate e l'attività motoria, il tutto, sottolinea il primo cittadino, in maniera ordinata. Negli ultimi giorni ci sono certamente più persone che camminano, che vanno anche in bici.
Ripeto, io vedo tutte persone che stanno rispettando le regole sia del distanziamento sociale sia anche del camminare con la mascherina, ed è per questo che vedo una grande prova di maturità da parte dei cittadini. Questo sul fronte degli spostamenti, ma a preoccupare adesso è l'economia, soprattutto quella di piccoli negozi in montagna, ancor più fondamentali. Credo che appunto per tutte queste attività che hanno subito una chiusura forzata, chi un mese, chi fino ormai anche al 1° giugno saranno anche 3 mesi, pensando ai parrucchieri e ad altri ancora, bisognerà certamente provare a cercare di pensare, a mio avviso, di fare un anno bianco fiscale, perché altrimenti davvero diventa difficile per queste attività poter pensare di andare avanti, ed anche in questo momento pensare di bloccare i pagamenti delle utenze, perché se soldi non entrano è difficile che queste attività possano poter anche soltanto pagare le bollette. Festino a base di alcol tra amici, tutti multati con 400 euro. È successo nella zona di Grave di Agordo, dove 5 ragazzini agordini e un trevigiano, tutti tra i 19 e i 26 anni, si erano ritrovati, indossavano tutti regolarmente la mascherina, alcuni in piedi, altri seduti, in circolo tra loro, ma senza rispettare le prescritte distanze di sicurezza. Per questo sono stati tutti multati con una contravvenzione di ben 400 euro. Per 3 di loro non era neppure la prima multa, e per questo motivo la recidiva ha fatto aumentare il verbale a ben 800 euro. Insomma, sono tutti avvisati i cittadini. La pandemia da coronavirus non risparmia neanche il Pelmo d'Oro, premio dedicato alla montagna e alla cultura alpina. L'iniziativa, curata dalla provincia di Belluno in collaborazione con CAI e Fondazione Dolomiti UNESCO, sarebbe stata in calendario per il mese di luglio, ma la pandemia ha costretto gli organizzatori ad optare per un rinvio. La 23esima edizione quindi slitta al 2021, sempre a Cesio Maggiore, località che avrebbe dovuto ospitare la cerimonia di premiazione già quest'anno. Una decisione non priva di rammarico per il presidente della provincia, Roberto Padrin, convinto che nel 2021 si vivrà il Pelmo d'Oro con maggiore entusiasmo. E siamo adesso alla nostra rubrica Bimbi in TV. Vediamo allora i video di Nicola, Simone e Gioele da Trevignano, Giovanni da Chiarano e Ginevra da Morgano di Badoere. Buongiorno con un bel caffè, un latte pure a te. Papà. Come papà, sì. Anche voi potete mandarci video dei vostri bimbi durante questi giorni in casa, dei loro passatempi, inviandoci dei brevi video tenendo il cellulare in orizzontale al numero WhatsApp 351 1755 340. È davvero tutto per questa edizione, adesso previsioni del tempo e poi subito dopo una breve pausa pubblicitaria torniamo per l'ultima parte della nostra edizione straordinaria. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione favorisce una sequenza di giornate stabili e con clima mite e temperature in aumento. Il dettaglio di giovedì 7 maggio. Sul Veneto avremo generali condizioni di bel tempo, non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Sarà infatti ampiamente soleggiato e il cielo si presenterà, vedete, prevalentemente sereno e sgombro da nubi. Temperature gradevoli, minime fino a 12 gradi, i valori massimi compresi invece tra i 21 e i 24 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo buono e con ampio soleggiamento, salvo per qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze.
Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 19 e i 23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole con cielo sereno o velato su tutti i settori. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime tra i 22 e i 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.